Iniziano le piogge autunnali, iniziano nuovamente a crescere le preoccupazioni degli abitanti a ridosso dei fiumi straripati negli anni scorsi e intanto proseguono i lavori di sistemazione degli argini ai blocchi di partenza e ai cantieri per il ripristino dei tratti franati e il consolidamento delle sponde di alcuni canali nel territorio dell'Alta Padovana. 3 chilometri di argini da mettere in sicurezza per rimettere in efficienza oltre 3 chilometri di rete scolante. Interventi per 700.000 euro finanziati dalla Regione Veneto. Due in particolar modo gli interventi, uno di 250.000 euro, l'altro di 450.000, che riguarderanno gli argini del fiume Tergola nei comuni di Vigonza, Campodarsego, San Giorgio delle Pertiche e ancora lo scolo Vandura, Santa Giustina in Colle e San Giorgio delle Pertiche, lo scolo Rio dell'Arzere a Cadoneghe e il Muson Vecchio nei comuni di Campo San Piero, Borgoricco e Massanzago. Ulteriore intervento idraulico, un nuovo canale scolmatore dello scolo Piovetta a Campo San Martino. Le opere prevedono il consolidamento degli argini compromessi, riportando così le quote delle sponde a valori tali da consentire un corretto contenimento delle acque, anche in caso di piena, come si è verificato negli ultimi anni. Previsto anche il ripristino dei tratti franati attraverso il rafforzamento delle arginature mediante la posa di pali e massi.